È stato emozionante vedere ieri dalla finestra del Policlinico Gemelli il Santo Padre celebrare ieri l'Angelus e salutare tanti pazienti, molti dei quali bambini, accanto a lui. Un momento veramente toccante che ha scosso le coscienze di ognuno. Dal 10° piano dell'ospedale Gemelli il Santo Padre ha rinnovato la gioia mantenendo l'appuntamento domenicale. Il suo pensiero rivolto agli ammalati, un sistema sanitario che assicuri un buon servizio accessibile a tutti è un bene prezioso che non va perso, bisogna impegnarsi a mantenerlo. Queste le parole di Papa Francesco. E poi coglie l'occasione per ringraziare medici e sanitari durante la sua degenza e a quanti hanno inviato messaggi di augurio e di ripresa. Vi ringrazio tutti, ho sentito molto la vostra vicinanza e il sostegno delle vostre preghiere. In questi giorni di ricovero in ospedale, ha affermato il Santo Padre, ho sperimentato ancora una volta quanto sia importante un buon servizio sanitario accessibile a tutti, come c'è in Italia e in altri paesi, un servizio sanitario gratuito che assicuri un buon servizio accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso, bisogna mantenerlo, dice ancora Papa Francesco. E per questo occorre impegnarsi tutti, perché serve a tutti e chiede il contributo di tutti. Anche nella Chiesa succede a volte che qualche istituzione sanitaria per una non buona gestione non va bene economicamente. Il primo pensiero che ci viene è venderla. Ma la tua vocazione è in Chiesa, non è avere dei quattrini, è fare il servizio, e il servizio sempre è gratuito. Non dimenticatevi, salvare le istituzioni gratuite. Poi il pensiero rivolto ai bambini. Qui ci sono alcuni amici bambini malati. Perché soffrono i bambini? È una domanda che tocca il cuore. Accompagnarli con la preghiera e pregare per tutti i malati, specialmente per quelli in condizioni più difficili. Nessuno sia lasciato solo, ognuno possa ricevere l'unzione dell'ascolto, della vicinanza, della tenerezza e della cura. In questi giorni di ricovero in ospedale ho sperimentato ancora una volta quanto sia importante un buon servizio sanitario accessibile a tutti, come c'è in Italia e in altri paesi. Un servizio sanitario gratuito che assicuri un buon servizio accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso, bisogna mantenerlo e per questo occorre impegnarsi tutti, perché serve a tutti e chiede il contributo di tutti. Anche nella Chiesa succede a volte che qualche istituzione sanitaria per una non buona gestione non va bene economicamente, il primo pensiero che ci viene è venderla. Ma la tua vocazione in Chiesa non è avere dei quattrini, è fare il servizio, e il servizio sempre è gratuito. Non dimenticatevi di tutto, salvare l'istituzione gratuita. Voglio esprimere il mio apprezzamento e il mio incoraggiamento ai medici e a tutti gli operatori sanitari e al personale di questo ospedale e di altri ospedali. Lavorano tanto.